La Santa Barbara, i carabinieri e gli uomini della polizia provinciale l'hanno trovata in 2 garage pertinenza delle loro abitazioni, carabine e fucili con matricole a brase e quindi non identificabili, munizioni e polvere da sparo, tubi in alluminio per realizzare silenziatori artigianali, armi a detta degli esperti con una capacità offensiva micidiale capace di colpire bersagli a centinaia di metri di distanza, utilizzate soprattutto per l'attività venatoria illegale. Nei guai sono finiti 2 presunti bracconieri, 2 uomini di Castellavazzo, rispettivamente di 45 e 55 anni, l'uno disoccupato, l'altro lavoratore stagionale. Lungo l'elenco di contestazioni, dalla detenzione illegale di armi clandestine, munizioni e polvere da sparo, all'omessa custodia di armi, violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica e perfino esplosione pericolosa in pubblica via. Proprio così, perché per esercitarsi avevano scelto la via della Gardona e a tutela della loro attività c'erano pure gli amici che per sicurezza chiudevano la strada alle auto e ai pedoni. Una sorta di Far West che andava avanti da almeno un paio di mesi. Abbiamo ricevuto queste informazioni circa 3 mesi fa ed è partita una collaborazione tra noi, Arma dei Carabinieri e la Polizia Provinciale. Abbiamo così deciso di effettuare dei controlli amministrativi, da cui sono scaturite delle perquisizioni. L'operazione congiunta è scattata lunedì scorso dopo gli accertamenti svolti anche con fototrappole e ha portato all'arresto dei 2 uomini, al sequestro delle armi e del munizionamento ottenute non senza resistenza e di 300 kg di carne congelata, per lo più di cervo, sulla cui destinazione sono in corso accertamenti. È una quantità importante, soprattutto se detenuta appunto da privati, che dà da pensare sul tipo di smaltimento che poteva avere eventualmente successivamente, e quindi sarà un'attività che nel prossimo futuro valuteremo. L'udienza per la convalida degli arresti stamani di fronte al GIP di Belluno, che ha scarcerato i 2 uomini sottoponendoli all'obbligo di firma alla stazione Carabinieri di Longarone.